quel cartello che abbiamo un po' nell'immaginario quando guardiamo il continente africano, Ixunt Leones, terre barbariche dove ci sono guerre incomprensibili, anche perché siamo probabilmente come pubblico poco e male informati dal punto di vista giornalistico. Per andarsi a trovare le notizie su quello che sta succedendo in Africa, su una cintura di territorio africano molto ampia, perché stiamo parlando della Nigeria, del Mali, della Somalia, del Centrafrica, bisogna andare davvero a spulciare con occhio di lumaca le riviste e i motori di ricerca, per poi trovare anche degli interlocutori con cui cercare di capire che cosa succede lì, perché chiaramente l'esodo che sta vivendo l'Europa e l'Italia, come lasciata sola in questo senso, e che aggrava poi la situazione facendo addirittura l'operazione Mare Nostrum, è al netto di tutto un esodo epocale. Mare Nostrum, l'ha detto anche il dirigente del Ministero dell'Interno, funge da richiamo sicuramente, perché sapere che la Marina Militare italiana aiuta gli immigrati ad arrivare sulle coste nazionali italiane è una cosa che certamente invoglia gli scafisti, ma non è soltanto questo. Certamente è in atto una migrazione di tipo epocale che ha delle ragioni anche nel territorio africano. Allora noi cerchiamo di capirci qualcosa in più, togliendo il cartello Ixunt Leones dall'Africa, con Luciano Scalettari, che è un inviato appunto in particolare per il continente africano, scrive su Famiglia Cristiana e altre testate, e ha scritto 2 libri, uno che si chiama Ilaria Alpi, un omicidio al crocevia dei traffici, e un altro invece sul Ruanda, la lista del console. Luciano è in onda con noi. Ciao Luciano. Ciao, buongiorno a tutti. Allora Luciano, cerchiamo un po' di capire che cosa sta succedendo in Africa, perché se ne parla fa notizia, scalpore internazionale, le 300 studentesse rapite da Boko Haram in Nigeria, poi già oggi non se ne parla più e probabilmente non se ne parlerà più finché non c'è un altro gesto mediaticamente interessante per la stampa occidentale. Però in Nigeria, in Somalia, in Mali, in Centrafrica è in atto una sorta di o guerra civile o grande tensione militare. Sì, racconto un brevissimo episodio che è addirittura del 98, quando io ero in Somalia, anzi ero a Nairobi, ma per andare in Somalia, e incontrai in quella circostanza un alto funzionario italiano che lavorava con l'UNICEF. Lui mi diceva in quel momento, ripeto la data è 1998, mi diceva qui quello che sta succedendo in Somalia è che attraverso le charity più o meno del mondo islamico, attraverso finanziamenti che vengono dai paesi arabi eccetera, stanno islamizzando in una forma sconosciuta alla Somalia, stanno islamizzando con forme molto più estremistiche, e attraverso le scuole coraniche c'è il rischio che cambi la Somalia. Nessuno mi ascolta, ma dovremmo reagire scolarizzando noi, cioè portando aiuti per formare secondo altri criteri, ovviamente più di democrazia, la scuola che conosciamo noi, tanto per farla breve. E questo me lo diceva nel 98. Vediamo che dal 2005 in poi è iniziata quella storia sconosciuta, ripeto, alla Somalia, che ha portato prima alle corti islamiche, poi agli Shabab, e quindi a tutto questo estremismo islamico che oggi è marcatamente visibile nella punta nord-est della Somalia, che fino al 2000-2002 quasi non c'era. Ecco, Nigeria, Somalia, Mali, Centrafrica sono contesti proprio da guerra civile. Noi dobbiamo, penso, immaginare delle larghe fette di territorio, ad esempio metà della Nigeria, gran parte della Somalia, almeno fino a poco tempo fa, che sono militarmente in mano a dei gruppi di fondamentalisti islamici. Ma sì, allora la Nigeria ha una storia per certi aspetti simile a quella della Somalia, cioè fino al 2000, fino alla democrazia, alla prima elezione democratica, non c'era notizia di grandi tensioni fra mondo islamico, tutta la parte nord della Nigeria e la parte diciamo non islamica, che vuol dire in parte cristiana, in parte di altre religioni africane, del centro-sud. Comincia proprio con la democrazia ed è stato usato in maniera estremamente strumentale, quindi si è gettato benzina sul fuoco ripetutamente perché questi scontri avvenissero, tant'è che quando io ero stato nel 2003 in Nigeria, l'occasione mi era stata data da un viaggio
che comunque avrei fatto in Nigeria, ma proprio in quei giorni c'era il processo d'appello per una delle donne che volevano lapidare, che era Amina Lawal, mi ricordo ancora il nome. Quindi attraversai tutto il paese, arrivai fin su al confine, a questo stato che confina col Mali, che è lo stato di Katsina, dove doveva aver luogo il giudizio. E la cosa sorprendente, io ero accompagnato da un influente personaggio del mondo islamico di Katsina, anche così, visto che sarei stato uno dei pochi occidentali presenti, e chiesi qual è il tuo parere su cosa succederà domani mattina al momento della sentenza, e lui mi ha detto: ma guarda, o 5-0 contro la lapidazione o tutta il più 4-1. E ho detto: ma come? Cioè, tutto questo casino rispetto alla lapidazione eccetera, e poi già scommetti sul fatto che verrà assolta. E ho detto: certo, perché in realtà tutta questa vicenda non è stata voluta dagli imam, è stata voluta dai governatori islamici, segno che la cosiddetta guerra di religione viene in realtà utilizzata come modo per ottenere potere, per organizzare le milizie ribelli, eccetera, eccetera, che è un po' quello che è successo in Centrafrica, è quello che succede regolarmente in Nigeria, è quello che è successo in Somalia, dove la politica si è combattuta in nome di un Islam. Ricordiamo che per esempio la Somalia è 99,9% islamica, quindi sono islamici che combattono in armi altri islamici. Ecco, certamente poi ci sono, immagino, sfumature diverse di questo tipo di professione religiosa, che poi diventa una professione militare e politica. Sì, certamente. Boko Haram, cioè il nome significa l'educazione occidentale è peccato, quindi è già un manifesto molto chiaro di un estremismo durissimo, cioè, infatti io non uso neanche fondamentalismo, perché poi è un termine che nel mondo islamico non viene molto compreso, è proprio un estremismo che diventa estremismo politico, estremismo anti-occidentale estremo, che purtroppo la Nigeria non riesce a controllare. Cioè, la notizia che ha dato Amnesty pochi giorni fa, secondo la quale 4 ore prima dell'intervento di Boko Haram che ha rapito le ragazze, la polizia sapeva dell'intervento e non è intervenuta, la dice lunga sulla situazione della Nigeria. Ecco, l'Occidente in tutta questa faccenda africana fa quella missione, mi sembra di ricordare era il 1992, quella in Somalia, e poi poco altro. L'Occidente di questa, che in effetti è una delle cause, credo, dell'esodo biblico che si sta svolgendo dall'Africa verso l'Europa, perché certamente qui stiamo parlando di una cintura praticamente a metà dell'Africa, dove c'è una guerra civile e quindi ci sono condizioni economiche veramente inimmaginabili per noi, certamente una delle cause dell'immigrazione. E appunto l'Occidente quali strategie sta mettendo in campo dal punto di vista geopolitico, molto laicamente, senza parlare di valori, educazione? Do una risposta un po' semplificatoria, ma manco neanche tanto, poco nulla. In realtà sulla Nigeria che cosa abbiamo fatto, al di là della, per carità, lodevole iniziativa della moglie di Barack Obama, di Michelle Obama, di partecipare all'appello, eccetera, ma voglio dire, siamo agli appelli, siamo agli interventi tardivi, prendiamo il caso del Mali, che è stata la penultima, direi, guerra civile dove uno Stato stava per essere preso dalla componente islamica estrema, lo stavano conquistando militarmente, erano alle porte della capitale. L'ONU era lì che discuteva sull'opportunità dell'intervento, come interveniamo, con quanti soldati, ma chi ci manda i soldati che nessuno vuole mettere a rischio le proprie truppe, eccetera. Dopodiché la Francia, visto che stavano per prendere la capitale di un paese che a loro interessava ovviamente molto per i legami che hanno con il Mali, ha deciso ed è partita, esattamente come aveva fatto con Ruanda 20 anni fa, facendosi in qualche modo avvallare l'intervento ex post dall'ONU, però sono partiti come Francia e hanno rotto gli indugi. Però anche in quel caso, anche quando bene o male la Francia ha deciso di intervenire, è intervenuta molto tardi, perché chi segue l'Africa sa che da mesi e mesi si parlava di questa crescita di forza militare di questi gruppi che si coalizzavano, si alleavano, si frammentavano e poi si riunivano di nuovo, ma che di fatto avevano una forza infinitamente maggiore di quella che era del governo legittimo di quel momento, che era veramente ormai agli sgoccioli. E questo succede regolarmente, per cui in realtà la madre di tutte le vicende, anche se non c'entra con l'Islam, però secondo me è un modello, è quello che è successo in Ruanda. Allora non era per ragioni
estremismo religioso, ma di estremismo etnico, se vogliamo, o estremismo etnico strumentale. Tra l'altro ricordiamo i 20 anni in questo periodo del Ruanda. Allora le avvisaglie che erano arrivate all'ONU, le relazioni che facevano gli stessi comandanti dei caschi blu sono state bellamente ignorate fino al momento in cui si è scatenato il genocidio e abbiamo avuto 1 milione di morti. Fortunatamente poi il 1 milione di morti non si è più ripetuto, almeno in quei termini, con quella ferocia, ma abbiamo il Mali, abbiamo la Nigeria, abbiamo la Somalia, abbiamo il Centrafrica, c'è questo cordone, questa sorta di triangolo quasi della Bermuda, questo triangolo maledetto che si è creato e che va a spezzare quasi in due l'Africa, dove evidentemente c'è chi fa arrivare mezzi, fa arrivare armi, fa arrivare uomini e logistica eccetera, e riesce a mantenere sempre più forte questa componente, mettendo a tacere peraltro, facendo scomparire totalmente la componente moderata, che è quella con cui invece si dialoga. Insomma, noi pubblicheremo fra breve un pezzo, un'intervista a un nostro missionario, nostro nel senso di italiano, missionario del Carmelitano, che in Centrafrica, di fronte a quello che stava succedendo, al rischio che il paese si spezzasse in due fra musulmani contro cristiani, ha cominciato a girare con l'imam, con figure moderate dell'Islam del Centrafrica, di villaggio in villaggio, dicendo: guardate che cristiani e musulmani non sono nemici, quindi non dovete ammazzarvi a vicenda. Questo lo fa il singolo povero piccolo missionario che gestisce una missione in Centrafrica, una strategia internazionale per bloccare questo tipo di movimenti che sono estremamente pericolosi, perché come si vede sono in grado di rovesciare le sorti di un intero paese. Ecco, questo non lo facciamo come Occidente. Beh, sicuramente diventa un rischio adesso, così intuitivamente. Non solo c'è una saldatura tra questi movimenti che covano un odio verso l'Occidente e quindi verso di noi, perché poi non è che quando si parla di terrorismo in Occidente, insomma, le bombe a Londra stanno a guardare se sono responsabili o meno. Quando si parla di terrorismo muoiono poi anche gli innocenti in Occidente, e quello che accade, quindi c'è questo odio, e in più il fatto che in questo momento comunque la si veda, la situazione della gestione dell'immigrazione è secondo le dichiarazioni, degli stessi operatori del Ministero degli Interni, fuori controllo. Questo crea un pericolo oggettivo, credo. Ma allora, noi in questo momento abbiamo una situazione, anche qua, abbiamo dei mali storici, cioè abbiamo fatto accordi su accordi con un paese che si è bellamente disinteressato degli accordi fatti con noi, e che anzi li ha utilizzati per quasi delle forme di caccia all'uomo, di violazione dei diritti. Parlo della Libia, naturalmente. Senza contare che nel momento in cui poi è caduto il regime libico, le armi che giravano in Libia in parte sono finite sul Mali, quindi sono andate ad armare l'estremismo islamico del Mali. Quindi noi non teniamo nemmeno conto di questa osmosi che avviene poi tra un paese e l'altro. Abbiamo molto una visione vettoriale nord-sud, no? Mentre in realtà esistono anche le politiche fra i paesi confinanti e fra i movimenti confinanti. Diventa, come si può dire, parto soprattutto dagli ultimi, cioè quelli che si trovano nei barconi. Il primo pericolo è per loro, nel senso che continuare a essere vittima di chi fa tratta degli esseri umani, di chi sfrutta sulla loro pelle per far lucro e portarli abbandonarli di fatto nel Mediterraneo. Certo che per loro è il primo pericolo, perché muoiono, lo stiamo vedendo, il barcone va giù, 200 morti. Per quel che ci riguarda, da un lato abbiamo un'Europa che sta a guardare da un'altra parte, e lo sappiamo, ed è uno dei problemi che stiamo vivendo. Dopodiché potremmo dire che non sono ancora le cifre, se penso agli esodi africani tra un paese e l'altro, quando succede una crisi bellica, dove parliamo di 1 milione, di mezzo milione, cioè di cifre enormi di persone che si spostano. Diciamo che a confronto, in qualche modo, noi abbiamo dei piccoli numeri di persone, raffrontati a quelli intendo, che arrivano da noi. Però, dico io, dobbiamo finalmente cominciare a pensare a una politica europea, e una politica che aiuti chi è eritreo a rimanere in Eritrea,
chi è somalo a rimanere in Somalia e questo aiutarli si fa in diversi modi, si fa ad esempio isolando un regime repressivo e oppressivo come quello eritreo, cercando che cambi, perché se cambiasse quel regime gli eritrei non scapperebbero più. Si fa sostenendo i processi di pace in maniera seria, come quello che avviene in Somalia, per cui i somali non scappano più e via di questo passo. Ovviamente poi c'è un problema anche semplicemente di povertà estrema che spinge a cercare fortuna altrove, no? Sì, E anche allora vero, anche su questo la certo. cooperazione, perché abbiamo una cooperazione, un livello di aiuto allo sviluppo che è l'ultimo in Europa. Sì, è assolutamente una delle cose anche inspiegabili, perché ci spiegava un'altra giornalista specializzata nell'Africa, diceva che la Cina in altri contesti, ma sempre africani, sta facendo dei grandi affari, perché comunque sono mercati in alcuni punti fiorenti del continente. E io mi chiedo, da occidentale, da italiano, perché l'Italia non li fa? Questa è Voglio la dire, domanda. noi che tra l'altro abbiamo una cultura plurisecolare di maggiore attenzione ai diritti umani, maggiore attenzione a tutta una serie di cose, perché l'Italia non ha una politica africana? Io non credo che la Cina, non mi pare, non mi risulta che il governo cinese faccia filantropia o faccia azioni, come si può dire, No, non è no, pro-Africa, eccetera. Credo che faccia una politica estera che ha considerato l'Africa come una zona di espansione. Gli africani, non dico i cinesi, ma gli africani a noi, quando contestiamo come Occidente il fatto che si mettono nelle mani della Cina, rispondono: proprio voi ce lo dite, voi sfruttate le nostre materie prime e non ci date nulla. Almeno con i cinesi abbiamo un rapporto di mercato, ci danno tot e noi diamo tot. Poi certo, i cinesi hanno la filosofia di non guardare il problema dei diritti umani altrui perché non vogliono che si guardi loro, rispetto o meno dei diritti umani, insomma c'è tutta una serie di sì, problemi, certo, quindi adesso però andiamo per sintesi, però esatto. voglio dire, non è tanto infondata questa idea che alla fine la Cina ha un rapporto molto pragmatico, se vogliamo anche insomma duro rispetto alla presenza africana, però oserei dire forse più trasparente del nostro. Vanno per fare affari e lo dicono. Questo certamente. Luciano, io ti ringrazio molto di questo contributo che ha dato ancora un po' di luce a questo continente per l'appunto nero, e ci sentiremo quando di nuovo ci troveremo a parlare di Africa e ti seguiremo nelle tue prossime uscite editoriali e giornalistiche. Grazie Luciano. Grazie a voi. Grazie mille a Luciano Scalettari.
che il governo italiano, l'Unione Europea, l'Europa incominci a guardare in Africa con la stessa attenzione con cui magari si guardano altre parti del mondo o altri aspetti della vita sociale, politica e economica, mentre aspettiamo di fare che succeda tutto questo, e mentre come abbiamo sentito, nel Sub-Sahara si fomenta l'odio contro l'Occidente e insomma questo esodo di esseri umani viaggia verso l'Europa e con tutte le conseguenze tragiche che conosciamo, mentre aspettiamo di capire se questa cosa prima o poi qualcun altro e non solo noi sporchi e cattivi di Radio Padania incomincia a dire che questa cosa non ha alcun senso. Mentre aspettiamo tutto questo, i telegiornali, i giornali nazionali ci inondano di immagini di queste persone che sono morte al largo di Lampedusa. Bene, opinione personale è questa: quando c'è la morte ripresa sullo schermo, quando ci sono queste cose, certamente il primo impulso è quello di avere compassione, di dire di emozionarsi, ecco. Però non credo che sia giusto fermarsi lì, perché se andiamo avanti a lasciarci emozionare da Repubblica, dalla 7 e quant'altro, non arriviamo a capo di niente. Si arriva a capo delle cose ragionando per cause, ed è quello che abbiamo fatto, e ragionando per conseguenze, e soprattutto andando a cercare chi sono i responsabili di tutto ciò, perché se i responsabili sono certamente da individuarsi, quelli più facili da trovare appunto nei trafficanti di esseri umani, che a loro volta alimentano questo groviglio di guerriglie, terrorismi in Africa, poi certamente ci sono delle responsabilità oggettive di chi lancia il messaggio avanti c'è posto in un continente che è in profondissima crisi economica. La risposta quale può essere? Una risposta organica, strutturale di uno Stato, di un continente che incomincia a fare semplicemente politica estera verso l'Africa, e questa è stata una bella idea che abbiamo sposato prima con Luciano Scalettari, ed è un po' il fil rouge di tutti i commenti che vengono fatti da coloro che di Africa se ne intendono e quindi nel senso sanno quello di cui parlano. In attesa che questo avvenga, nel piccolo ci sono tantissime onlus che agiscono in Africa, e io ho sempre avuto una predilezione per quelle un po' più piccole, ho sempre avuto un po' di prurito quando ci sono le grandi onlus internazionali, perché mi è sempre sembrato che fosse l'altra mano di chi, come ricordava Luciano, va a rapinare le materie prime. Da una parte rapina le materie prime e dall'altra ti costruisco la tendopoli. Questo è il caso forse di qualche grande onlus, ma non è il caso della piccola ma agguerrita e generosissima Umanitaria Padana, un'associazione, un onlus che voi conoscete bene perché ha uno spazio su questa radio, ma oggi abbiamo in collegamento il presidente dell'Umanitaria Padana, Sara Fumagalli, per appunto fare il punto brevemente su quelli che sono i progetti che sono in campo dell'Umanitaria Padana, su quello che è l'attività di questa onlus di persone coraggiose e generose al di là di ogni buonismo. Ciao Sara. Ciao, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Padania Libera. Allora Sara, facciamo un po' il punto della situazione. Io ho qui davanti una scheda interventi umanitari del 2013, leggo Etiopia, Kenya, Mozambico, Pakistan, Somalia, Sri Lanka e Sudan, ed è uno schema riassuntivo, perché non sto qua a parlare ad esempio dei tanti interventi fatti in zone di guerra, anche dove era politicamente scorretto, tipo la Serbia nel 99, dove lì vi siete trovati da soli a fare cooperazione internazionale, visto che quelli erano, secondo il mainstream, i cattivi. Qual è lo stato dell'arte delle attività dell'Umanitaria Padana, Sara? L'Umanitaria Padana Onlus è sempre attivissima su tanti fronti, perché la nostra modalità veramente alternativa di operare rispetto, diciamo, alle grandi organizzazioni internazionali, ma questo noi lo rivendichiamo con fierezza, proprio di avere un modello differente, ci consente di operare su tantissimi fronti, aiutare in tantissimi ambiti, pur essendo un'associazione piccolina con poche risorse umane e materiali, ma
con un'efficacia poi di risultato straordinario, cioè noi attiviamo una sorta di moltiplicatore delle energie, per cui riusciamo a fare veramente tanto. Qual è la nostra modalità di intervento? Noi facciamo una cosa molto semplice, andiamo nei paesi, hai citato giustamente il nostro progetto Guerrieri per la Pace nei paesi colpiti da conflitti, poi abbiamo anche il progetto in soccorso dei popoli nei paesi colpiti da calamità naturali, il grande progetto SOS Cristiani in aiuto dei cristiani perseguitati in tante parti del mondo. Poi abbiamo un progetto che si chiama Pronto Intervento Missioni in aiuto a piccole necessità e piccoli progetti di varie missioni in contesti differenti da quelli che vi ho già citato, quindi contesti più semplici, semplici sempre relativamente, però insomma negli altri casi parliamo di contesti estremamente difficili, quelli diciamo dove bellici, ci sono guerre, esatto, calamità, persecuzioni. E un progetto che si chiama Adotto un papà, in cui cerchiamo di dar vita anche a delle attività artigianali per far lavorare la gente proprio in piccole attività artigianali e produttive. Ecco, con questi progetti a livello di cooperazione internazionale, tutti secondo la logica dell'aiutiamo i popoli a casa loro, aiutiamoli ad aiutarsi, noi cosa facciamo? Chiediamo in questi paesi di che cosa hanno bisogno. Vi sembra una cosa banale, ma non lo è affatto, perché la maggior parte delle ONG ragiona in una maniera un po' differente. Per l'amor del cielo, senza nulla togliere. no, certo, abbiamo già detto a premessa, ognuno lo fa ed già va bene. Esatto. Però insomma un conto è chiedere che cosa avete bisogno, un conto decidere di che cosa hai bisogno, no? Penso sia questo il discrimine. Esatto, perché tante volte cosa succede? Le ONG diciamo classiche hanno una modalità di intervento tutta legata ai finanziamenti pubblici di cui non fruiamo, soprattutto proprio quelli della cooperazione internazionale, quindi si creano dei bandi che sono per certi lavori, quindi spesso si costruisce prima burocraticamente il progetto, no? Sulla carta, poi lo si va a realizzare con personale proprio e cosa succede? Che poi la maggior parte dei fondi che vengono impiegati e che circolano all'interno di questi progetti in qualche modo ritornano all'Occidente, solitamente stiamo parlando di organizzazioni per lo più occidentali, perché alla fine servono per pagarle per tutto il giro di burocrazia e anche le persone che se ne occupano, e la componente che resta effettivamente poi di utilità collettiva è basta. Noi abbiamo scelto, senza togliere che anche in questo modo ci sono poi si arrivano anche gli organizzazioni effetti, certo, brave che fanno cose buone, però noi abbiamo proprio una modalità di intervento differente. Allora, noi non sostituiamo le energie locali, ma le sosteniamo. Cioè noi chiediamo, voi di che cosa avete bisogno? Qual è il vostro progetto nel cassetto, il vostro sogno nel cassetto, che sareste in grado di portare avanti domani mattina con le persone che avete, con la vostra struttura, con le vostre energie, con le vostre capacità, ma che non riuscite a realizzare perché appunto il sogno nel cassetto. Allora lo andiamo a vedere insieme, allora lo guardiamo, in certi casi possiamo intervenire in base anche alle esperienze avute in tanti paesi, migliorarlo, perfezionarlo, ad aggiungere delle idee, eccetera. Quando il progetto è deciso, noi finanziamo questo progetto, però vedete, se io devo andare a comprare del materiale come Umanitaria Padana Onlus dall'Occidente, e mi costa un tot. Se invece è il missionario o il sacerdote africano della chiesa locale che va a trattare col contractor a livello locale, i costi si riducono in maniera spropositata. In questo modo noi riusciamo ad avere tantissime cose aperte, chiamiamoli cantieri, in tante parti del mondo, perché sono i missionari che li portano avanti e noi seguiamo questi progetti. Quindi abbiamo, ad esempio, in Mozambico stiamo facendo una mini fabbrica di tegole per i diplomati di una scuola professionale che con Boniani avevano fatto, però poi uscivano dalla scuola professionale, ahimè non c'era lavoro.
allora sono state costruite già una serie di piccole attività produttive. Noi adesso stiamo costruendo una mini fabbrica di tegole, i diplomati escono, hanno già un lavoro in cooperativa lì dentro, se ne occupa comunque un missionario veneto e questo darà lavoro a queste persone del Mozambico che escono diplomate dalla scuola professionale. Ma non abbiamo persone nostre, tutto quello che noi raccogliamo e mandiamo in Mozambico viene speso in Mozambico e va per loro. E va anche ad alimentare, penso, l'economia di quei paesi, perché se poi gli acquisti si fanno in loco, se si mette in circolo quell'economia lì, è un modo per dare ossigeno a loro e non arrivare con il prodotto finito, no? Esatto, e soprattutto non si realizzano cattedrali nel deserto, perché il problema cos'è? Tu puoi fare anche un bellissimo progetto che tu hai stabilito essere interessante, intelligente, tutto, ma se non è nelle loro corde, se non è qualcosa che loro sono già, finché tu hai il fondo della comunità europea che ti rifinanzia, la Vergì Volontari che portano avanti quel progetto, quella cosa che hai costruito, quella cosa funziona. Il giorno che ti tagliano quei fondi, tu riporti a casa le tue persone, quella struttura che hai creato va in malora perché non c'è nessuno che la porta avanti. Non capita sempre, ma capita spesso. E invece nel nostro caso no, perché sono cose che nascono da loro e che noi aiutiamo loro a realizzare, ma senza sostituirci, ma proprio stimolando le energie locali. È proprio un vero aiutiamoli a casa loro, aiutiamoli ad aiutarsi. Ecco Sara, approfittiamo del fatto che abbiamo ancora 5 minuti per stare insieme per ricordare che siamo in periodo di 730 e quindi uno dei modi per finanziare l'Umanitaria Padana Onlus è dare il 5 per 1000, giusto? Assolutamente, questo grazie mille che lo hai ricordato, perché è importantissimo. Purtroppo nell'ultimo anno, cioè l'altro anno, erano un po' calate, colpa anche nostra, che io dico sempre abbiamo pochissimo tempo, pochissime energie, dobbiamo decidere se usarle per fare o per spiegare. Io tendo sempre a sbilanciarmi un pochino sul fare, preferisco fare le cose, però poi se non ne parli poi manca la benzina per poter finanziare queste cose che si fanno. Quindi il 5 per 1000 non vi costa nulla, lo dico ai nostri ascoltatori, ricordatevi, non lasciateli allo Stato, dateli all'Umanitaria Padana Onlus, mettendo questo codice fiscale 94 04 38 00 278. Lo ripeto, 94 04 38 00 278. Lo trovate anche sul nostro sito internet, che è www.umanitariapadanaonlus.net, e sul nostro spazio Facebook, che è sicuramente lo spazio sempre più aggiornato. Va bene Sara, grazie mille per questo contributo che hai dato alla nostra trasmissione di oggi sull'Africa. Ne faremo però anche altre, perché insomma l'Umanitaria Padana merita, oltre a avere un suo programma, però anche il Rebelot secondo me merita un approfondimento di quello che fate, in modo tale che riusciamo a mettere in luce più cose e riusciamo a anche dire le cose che fate, visto che non è facile fare entrambe le cose, fare e dire quello che si fa. Grazie mille Sara, ti grazie saluto. Di cuore, grazie a voi, ciao. E quindi anche oggi abbiamo cercato di illuminare senza troppe pretese un altro centimetro di mondo. L'abbiamo fatto senza nasconderci dietro un dito, ma nascondendoci dietro un vetro, almeno io e Roberto Colombo, e vi abbiamo portato il nostro punto di vista. Il vostro lo abbiamo in parte sentito con gli SMS e con le telefonate, ma non finisce qui. Ci sentiamo domani alle ore 16, sempre sulle frequenze di Radio Padania. Buona serata a tutti, dal Marco Pinti, da Roberto Colombo. Ciao.